Dopo di queste robes, David all'interpellare il Signor così: «Audi lassù in tune da città di Giude?» E il Signore rispondè: «Va su». David gli domandò: «E dove l'audi là?» E rispondè: «A Hebron». David alle lassù insieme con le sue due femmine, Achinoam di Israele e Abigail, femmine di Nabal di Carmel. Gli uomini che aveva da ursi, David gli faceva lassù ognuno con la sua famiglia e si sistemava in città di Hebron. A venire gli uomini di Giude e lì a ungere in David, re sopra la chiesa di Giude. I contarono a David che la India Bes di Galaad aveva dato sepoltura a Saul. Allora David al mandamento di India Bes a Dio: «Il Signore us benedisci, chi ves fatte queste opere di misericordia verso di Saul, vostri paron, e che lo ves sotterrato. Che il Signore us spandi sempre il suo buon cuore, e anche io us compenserai, chi ves agit così. Che appai spirito e facessi forza, perché Saul, vostri paron, alle morte, e la chiesa di Giude mi ha ungiuto me, che or fasi di re». Abner, figlio di Ner, sorrestando a schiries di Saul, aveva menato da ursi Isbaal, figlio di Saul, e lo aveva fatto passare a Mecanaim. Lo aveva mettuto re per zore di Galaad, dai Assuriz, di Israele, Efraim, Beniamin e sun tutti Israele. Isbaal, figlio di Saul, all'era sui 40 anni, quando diventò re di Israele, e ha regnato per 2 anni. Nome la chiesa di Giude era da ur di David. David ha regnato a Hebron sulla chiesa di Giude per 7 anni e 6 mesi. Abner, figlio di Ner, e la schiries di Isbaal, figlio di Saul, a partire di Macanaim verso di Gabaon per combatti. Joab, figlio di Zeruiah, e la schiries di David si metterono anche loro in marcia e si incontrarono in ogni da suoi di Gabaon. Si fermarono di qua da suoi e che gli altri di là. Abner gli disse a Joab: «I giovani che avevano su e che combattono denanti di noi». E Joab rispondè: «Che vengono su». A llevarono su e io contarono 12 di Beniamin per Isbaal, figlio di Saul, e 12 da schiries di David. Ognuno al brincal sompa al chiaf e para denti la spada al flanco, in modo che collare tutti insieme. E alle parchel che ha mettuto nome al luc chiam dai flanks, alle das bandes di Gabaon. Allora, in che dì, a inviare una battaglia tremenda, e Abner e gli uomini di Israele furono battuti dai famigli di David. Erano lì anche i 3 figli di Zeruiah, Joab, Abisai e Asael. Asael era tan svelto che correva anche una gazzella salvadia. Si buttò da ur di Abner, senza mai mollare la sua strada, né a drette né a ciampe. Abner si voltò e disse: «Sei tu, Asael?» «Sì», disse Calati. Allora Abner gli disse: «Volta a drette o a ciampe, brinca un giovine e porti via tutta la sua roba». Ma Asael non lo molla gran. Abner tornò a dire a Asael: «Non stavi in sotto, che se no squendi stirati, ci mu può dare io ti alla in musetto fra di Joab». Ma stanche che Lati non voleva saventi di tirarsi di bande, Abner rimolò un colpo a panza col poco da lancia, e la lancia saltò fuori per schiene. Al colà a bas e al morì sul lato. Rivasta al luc, che l'era colata morta a Asael, tutti si fermarono. Joab e Abisai si metterono a correre da ura Abner, e sull'à monda sorelli arrivarono sulla collina di Ame, a Jevada di Girac, sulla strada dal deserto di Gabaon. I beniaminiz si intropparono da ur di Abner, un stren d'ogni di Chelati, e si fermarono sul ciup di una collina. Abner acclamò Joab e al disse: «Hai modi glotti sempre queste spade, non sai tu che sono robe che non vanno a arrivare bene. C'è spieti tu a dar ordine a di questi uomini di finire di stare sotto ai loro fradis». E Joab rispondè: «Vere, come che il Signore alle vive, se tu non t'avessi svelato,
che stein non vorrei lasciare di correre da ora ai loro fradis fin tra mai a binore. Joab al facesse un alcuar e tutti i soldati si fermarono. Noi sterin più da proof a Israele e a finire i combatti. Abner e sei oms a camminare per Araba e tutta Cagnot, a passare il Giordano e dopo di aver marciato tutta la binore arrivare a Macanaim. Joab, che aveva lasciato di correre da ora Abner, al clamò d'ogni tutta la troppe. I famesi di David avevano perduto 19 di loro, più Asael, ma i famesi di David avevano marciato a Beniamin alla India Abner 360 oms. Acchiappare in su Asael e lo sotterrare in tal tomballi sopari a Betlem. Joab e sei oms a marciare in tutta la gnot e quando arrivarono a Hebron, attaccava a Sclarii.